Vicegovernatore Riccardi, oggi è stata l'occasione per dare una timeline sul riordino della governance della sanità. Sì, abbiamo parlato insomma, di molte cose qui a Gorizia, in un'azienda che ha 4 strutture ospedaliere di rete, quindi molto complessa, che unisce anche 2 territori importanti, quello dell'Isontino e quello della Bassa Friulana. È evidente che la domanda dei professionisti è molto precisa, no? Quando parliamo di rimodulare la governance ci chiedono i tempi e quindi io credo che questo sia un obiettivo che la politica in alcuni mesi deve affrontare e con coraggio deve decidere. Quindi faremo questo periodo di ascolto, ma il periodo di ascolto deve avere una scadenza, quindi non voglio essere preciso con il calendario, però penso che nell'arco di alcuni mesi insomma, dobbiamo darci l'obiettivo di arrivare con un disegno di legge che affronti il modello della governance, che è uno dei temi che ci viene posto in ogni occasione dove vado, e anche qui a Gorizia oggi è emerso con forza. Dai professionisti invece emerge anche un'altra criticità per quanto riguarda proprio specificamente questa azienda, ovvero l'omogeneizzazione di 2 territori completamente diversi e l'esigenza di rimotivare il personale. Beh, sono 2 vicende separate ma nello stesso tempo molto legate tra di loro. Il tema di avere 4 ospedali di rete con 2 hub di riferimento, con 2 territori che sono stati uniti da un'azienda, è chiaro che è uno dei temi che si pone e che si pone anche in un processo di riforma che deve fare delle scelte importanti, deve ridurre da una parte per riconoscere dall'altra. E quindi c'è un problema di questo tipo, è emerso in maniera chiara anche qui. Io dico che se noi avessimo una innovazione tecnologica molto più elevata, probabilmente queste cose, non discuteremo di queste cose, perché le aree potrebbero essere molto più ampie. Dobbiamo recuperare a partire dall'innovazione tecnologica, quella che consente di far viaggiare molto meno delle persone e molto più i dati. Quindi questo è un altro elemento all'ordine del giorno, come è all'ordine del giorno il tema della motivazione del personale. Anche questo è emerso oggi. C'è un problema di senso di appartenenza, di motivazione di tutte le strutture, di tutto il personale dell'organizzazione della salute. Dobbiamo tenere conto di questo, dobbiamo lavorare affinché ci sia una rimotivazione importante degli operatori della salute. Non si raggiungono obiettivi importanti soltanto con gli investimenti, con la tecnologia, con le scelte dei modelli organizzativi. Sono le persone che operano i principali fattori di successo, quindi anche su questo io colgo oggi questa domanda che arriva dai professionisti della salute, ed evidentemente lavoreremo a questa rimotivazione, che mi sembra una delle cose molto più complicate con le quali abbiamo a che fare.